Misilmeri e Casteldaccia di fronte per il primo incontro del campionato di eccellenza Girone A. Il primo tentativo è della formazione di Mineo con Claudio Velardi, uno dei volti nuovi in casa. Amaranto blocca tutto Zummo, poi all'improvviso Bisogno verticalizza per Fabrizio Monti, l'anno scorso mattatore della partita. Questa volta Zummo si oppone, poi la difesa della Don Carlo Misilmeri riesce ad allontanare, poi azione della formazione oggi in maglia blu con il cross di Pace a cercare Matera, il colpo di testa fuori non di molto, insiste sulla catena Mancina, la squadra di Tumminia con un'altra palla messa in mezzo ancora per Federico Matera, palla fuori, ma attenzione a quello che accade in questa azione. Con Lucera sulla sinistra, riesce a convergere, propone il cross, non è perfetto Cascione che poi frana addosso allo Gerfo. Il direttore di gara non ha dubbi, calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri. Si presenta dal dischetto e si prepara a trasformare lo stesso Raimondo Lucera per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri. In gol freddissimo il numero 10 della Don Carlo Misilmeri. Cascione sfiora ma non trattiene, poi la Don Carlo può andare a nozze con le ripartenze in velocità. Qui la verticalizzazione perfetta per Vincenzo Lo Gerfo che a tu per tu con Cascione non sbaglia, non serve a nulla, non c'è bisogno del tap-in di Lucera. 2-0 a segno il giovane misilmerese, terzo anno in prima squadra per lui, e arriva anche la gioia del gol. Prova a reagire subito il Casteldaccio con questo giro palla perimetrale per la conclusione di Matteo Bisogno, bloccata senza grossi problemi da parte di Alessio Zummo. Insiste la squadra guidata da Mineo. Poi in avvio di secondo tempo la prima conclusione della partita porta la firma di Vincenzo Lo Gerfo, ma occhio a questa situazione, direttore di gara che fischia in favore della Don Carlo. Poi a palla lontana l'intervento di Bisogno su Pace, il direttore. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa partita tra Bagheria e Città di San Vito, risultato di 2-0, 0-2 per essere più precisi per gli ospiti. Il gol di Rosone di Bonaventura, il primo da parte dell'attaccante, maglia numero 9, i primissimi istanti del match. Poi Rosone di testa in un tuffo sugli sviluppi di un calcio di punizione a ribadire questo doppio vantaggio da parte della formazione ospite, che ha iniziato molto bene il campionato con una vittoria contro il Partini Caudace con il risultato di 4-1. Oggi invece si trova al momento sopra di 2 reti contro il Bagheria, che d'altro canto ha pure iniziato bene il campionato, perché è arrivata infatti la vittoria per 1-2 in casa dell'Empedoclina con la doppietta di Giorgio Sassi, che oggi però sta avendo tanta difficoltà contro Cor, difensore abbastanza ostico. Nel frattempo inizia anche il secondo tempo, i secondi 45 minuti di questa partita, con il primo possesso per gli ospiti con Forconi. Rosone recupera palla Fiorentino qui in break, ottimo per Minnone che cerca Stassi, l'anticipo di Ramaglio. Un Bagheria che sembra forse un po' più grintoso in questo inizio di secondo tempo. Sono passati soltanto 20 secondi, è vero, ma l'atteggiamento, anche dal viso dei giocatori, sembra una squadra che ha tanto ancora da dire, tanto da dimostrare in questo match, che comunque, come vi ho detto anche nel corso del primo tempo, non sta giocando una brutta partita, ma forse anche la grande prestazione da parte delle Città di San Vito, che per il momento si trova comunque, ricordiamo, sopra di 2 gol. Rimessa laterale, Minnone la controlla, va verso l'esterno, si appoggia, poi le finte di Flamia che cerca il cross in mezzo, poi deviazione, quindi possesso per il Città di San Vito. Adesso cerchiamo di capire se c'è stato qualche cambio. Comunque c'è stato Gastone a cercare il traversone con il piede sinistro, lui che è stato probabilmente uno dei migliori per il Bagheria. Dalle sue parti non si passava, infatti tanta difficoltà anche per un giocatore come Bulades. Recupera intanto il pallone il Bagheria con Minnone, anche lui uno dei migliori. Guarda la porta, Minnone col sinistro e la blocca Vignone a terra, ma si fa vedere il Bagheria, lo fa con il mancino da parte di Minnone. Poi si riparte subito con Ramaglio, la controlla Di Benedetto e poi ancora Avignone. Palla alta di testa Costa, buono qui il suo stacco, poi la controlla Rosone,
Cardella contro Flamia, scontro da questi giovani calciatori. Viene vinto al momento da Flamia. L'out di fondo, rimessa con le mani. Messa lunga, con la testa Ramaglio, poi Florio. Adesso corre con il petto Minnone, col mancino per Stassi e sempre corre a mettere una pezza più volte. Intervento provvidenziale il suo. Con il petto, adesso con la testa, posizione però di fuorigioco. Palla lunga, la controlla Cardella, poi Flamia, il rimpallo lo favorisce, poi arriva Costa che allontana il pallone con il petto, la controlla. Trattava di Anelli, adesso Badami, allarga il gioco, c'è Fiorentino, cerca posizione Stassi, la scivolata di Forconi, troppo duro nel suo intervento. Rimane a terra il numero 8. Forconi anche un po' incredulo per il fischio da parte dei direttori di gara. Sembrava abbastanza evidente in realtà da qui. Procida. Costa. Di Giorgio, uno dei migliori in questa partita, poi commette fallo Anelli. Sarà dunque calcio di punizione. Sbaglia qui il calcio di punizione Ramaglio, lui che solitamente è stato abbastanza preciso in questi lanci partendo dalla difesa, questa volta invece non fortunato. Palla lunga, cercare Stassi, la tocca di Benedetto, poi Stassi al volo, cerca una volée molto complicata, ma il Bagheria comunque c'è. Il Bagheria è una squadra che non muore e il Bagheria soprattutto è una squadra che crede in questa rimonta, lo sta facendo vedere in questi primissimi minuti, che nonostante il risultato sia comunque di 0-2 in questo secondo tempo, in questi primi 3 minuti c'è stato qualcosa, qualche risposta. Poi palla in profondità tentata da Cardella che sbaglia, poi quasi commette fallo. Badami, rilancio per Stassi, buca il difensore, Stassi salta il portiere, Stassi sotto porta! Ed ecco il gol di Giorgio Stassi! Riapre la partita del Bagheria, 1-2, perfetto! Il pallone di Badami che mette Stassi sotto porta. Qui anche un intervento difensivo sbagliato da parte di Di Benedetto che lascia scorrere questo pallone, forse non credeva che l'attaccante potesse arrivare su questa palla. Poi bravissimo contro Avignone, finta con il colpo, si allarga sul destro e spedisce la palla in un facilissimo tap-in sotto porta. Giorgio Stassi, anche lui come con la sua controparte dall'altra parte, chiaramente Bonaventura, fa il terzo gol stagionale e adesso la partita è veramente riaperta. Lo stavamo dicendo infatti in questi primi minuti della nostra diretta, come il Bagheria effettivamente stesse dimostrando qualcosa in più, una grinta, probabilmente negli spettatori qualcosa è cambiato, qualche parola è stata detta, perché la formazione di casa adesso sembra un'altra formazione rispetto a quella del primo tempo e infatti Stassi non perdona, fa il gol dell'1-2, partita riaperta, minuto 50, sono passati soltanto 6 minuti, minuto 51 per essere più precisi, 6 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, manca veramente un'eternità, 39 minuti di gioco, ma chiaramente qualcosina si recupererà. Ma nel frattempo il risultato è di 1-2 perché si fosse sintonizzati in questo istante. Adesso cerca di rispondere il Città di San Vito in questa importante e anche stancante trasferta, tanto caldo oggi in campo. Non è mai facile trovare trame di gioco ottimali. Corre di testa, sovrasta il suo avversario, si riparte però direttamente dalle mani di Riccardo Ferrara. Costa
Si gira bene qui. Minnone, uno dei più richiesti oggi per le trame di gioco di padroni di casa. Tanti palloni infatti passano proprio dai piedi del numero 11. L'anticipo. Poi Anelli, Minnone, lascia il pallone lì. C'è sulla fascia destra Flamia che potrebbe salire, poi si appoggia immediatamente al compagno che prova a trovare una giocata positiva, non riesce Anelli, ottiene comunque una rimessa da zona offensiva che lascia al compagno Flamia. Anelli, il dribbling, buona quella sua circumnavigazione col sinistro, Badami cerca il taglio ma corre, qui probabilmente fa anche quasi un gol, e poi Bonaventura si autolancia sulla faccia, sta velocissimo il numero 9 che adesso però accusa un po' di stanchezza, viene rallentato da Gastone, ma ancora una volta Bonaventura è più veloce e sul fondo con il tacco cerca i compagni, lo ottiene, cross in mezzo di forcone, allontana Procida, poi la controlla e calcia con il sinistro di Giorgio che non calcia bene ma comunque non macchia quella che è la sua partita, al momento perfetta, tanti palloni recuperati per il 4 che sta veramente giocando una grande partita. Costa, Flamia e Costa si lancia da solo, è anche molto rapido, prova a rientrare sul sinistro, lo fa adesso, Stassi si appoggia, Anelli, il dribbling perfetto, continua l'azione offensiva con Minnone che col passo doppio vuole entrare dentro l'area di rigore, viene fermato a raddoppio, ha provato una giocata di destra e sinistro abbastanza complicata, esce fuori molto bene poi il Città di San Vito, lotta Rossone, il pallone rimane lì, poi rischia il controllo, il dribbling, casca giù, fallo di Anelli, De cartellino giallo per Anelli. Poi Giorgio infatti accusa il suo avversario di un colpo nella zona lombare. L'autorità infatti ha ammonito. È stata una buona giocata comunque di Giorgio, che ha un po' rischiato in realtà, perché sul primo possesso, sul primo aggancio si era un po' allungato il pallone, poi con un dribbling era riuscito a venire fuori, ma rischiando comunque tanto. Ramaglio, palla morbida, Flamia la tocca, poi di Giorgio ancora una volta, Flamia, poi sangue nel frattempo per Di Giorgio, e anche per Di Giorgio sicuramente nel sopracciglio, probabilmente per lui, invece zona occipitale dovrebbe essere per Anelli, però sicuramente Di Giorgio è quello che ha preso la botta forse un po' più forte, perché per lui sicuramente sangue in vista, per Anelli invece probabilmente una botta, vediamo se effettivamente c'è stata una botta o anche per lui un taglio, cerchiamo di capire, frattempo piccolo break con il risultato di 1-2, minuto 55 di gioco, partita molto vivace, si è rialzato nel frattempo Anelli, sta anche bevendo, comunque una botta in testa, ma tutto ok per il 7 del Bagheria, un po' meno invece chiaramente per Di Giorgio, che si è accomodato subito in panchina nel tentativo di curarsi, un taglio sul sopracciglio per il centrocampista che sta veramente giocando una grande partita. Sarebbe un peccato perdere un giocatore come Di Giorgio, che sicuramente è tra i migliori in campo, non ha trovato un gol, non ha trovato l'assist, ma dal punto di vista dell'importanza all'interno del match si è ritagliato uno spazio abbastanza importante oggi. Anelli, lui è rientrato in campo subito. Minnone per Flamia sulla fascia destra, riesce anche a passare con